che ha letto era quella prevista per il ministro Piantedosi. Si inizia, che è cambiato l'ordine prima dell'inizio del questionario. Ascoltiamo il vicepresidente. Servizio, abbiamo risistemato le interrogazioni. Passiamo all'interrogazione 3493 presentata dai deputati Sasso ed altri, che ha ad oggetto iniziative relative al voto di condotta anche al fine di tutelare l'autorevolezza del corpo docente e di ricomporre il patto educativo scuola-famiglia. Il deputato Sasso ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole. Per il gruppo della Lega illustra e replica l'onorevole Sasso, risponde il ministro Valditara. L'aumento dei casi di violenza nei confronti del personale scolastico rende urgente una risposta chiara e decisa da parte delle istituzioni. Ne cito due in particolare: l'accoltellamento di una professoressa in una scuola di Abbiategrasso e l'aggressione a colpi di pistola ad aria compressa ai danni di una docente in una scuola di Rovigo. Atti gravissimi, signor Ministro, atti davvero disdicevoli che oltre alle vittime hanno colpito l'intera comunità scolastica, ma vi è di più. Sui fatti di Rovigo in particolare ha suscitato scalpore e indignazione la notizia che gli studenti, rei di avere sparato in classe con una pistola ad aria compressa, colpito al volto la docente, ripreso l'azione col telefono per poi diffondere il video sul web, siano stati premiati con un 9 in condotta, voto che abitualmente si dà agli studenti modello. C'è voluto il suo intervento, Ministro Valditara, di questo la ringrazio, per indurre il Consiglio di classe a rivedere quella decisione inopportuna. E oggi appunto apprendiamo che il voto da 9 è sceso a 7, ma il danno purtroppo ormai è stato fatto. Infatti per molti italiani quel 9 in condotta ha di fatti legittimato la violenza a scuola e ha leso ulteriormente l'autorevolezza dei nostri insegnanti. Le chiedo dunque, Ministro, quali misure intenda attuare per evitare che quanto accaduto possa ripetersi. Grazie onorevole Sasso. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, professor Giuseppe Valditara, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro. Signor Presidente, gentili onorevoli, ringrazio l'onorevole interrogante perché con il suo quesito mi offre la possibilità di ribadire anche in questa sede che il mio obiettivo è una scuola che promuova la cultura del rispetto, che ripristini l'autorevolezza dei docenti e rimetta al centro il principio di responsabilità, restituendo piena serenità alla comunità educante. Abbiamo iniziato con varie misure: la chiusura del contratto, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, un piano casa che sarà delineato più approfonditamente nelle prossime settimane. Oggi dobbiamo intervenire in modo netto, in modo chiaro, su alcuni passaggi che riguardano il voto di condotta e le misure per contrastare forme di bullismo e di mancanza di rispetto nei confronti dei docenti. Ora, il caso di Rovigo è stato un caso importante, un caso che ha visto l'intervento diretto del Ministero per ripristinare la adeguata osservanza delle disposizioni normative. Dirò subito che oggi ci siamo riuniti, mi sono riunito con il mio staff tecnico, abbiamo delineato alcune misure che ridanno centralità alla condotta, al comportamento dello studente. Abbiamo ripensato l'istituto della sospensione perché noi riteniamo che tenere a casa un ragazzo a non fare nulla sia un danno per lui. Abbiamo immaginato delle attività di cittadinanza solidale e abbiamo immaginato anche la necessità di più scuola, più impegno, più studio nei confronti di quei ragazzi che si siano resi responsabili di atti di bullismo. Annunceremo molto presto queste misure e in ogni caso ritengo che aver dato un segnale di inversione di tendenza, un segnale di rigore e di serietà, credo che sia importante per quei tanti docenti, per quei tanti dirigenti scolastici che tutti i giorni fanno con grande dedizione un lavoro che ho definito il lavoro più bello del mondo, perché è un lavoro che dà
il futuro ai nostri giovani. Più scuola, più studio per chi compie atti di bullismo, ha detto il Ministro, rimettendo al centro il principio di responsabilità dei docenti. Sì, grazie Presidente. Ministro, grazie per la sua risposta. La Lega è e sarà al suo fianco nella battaglia per il ripristino dell'autorevolezza dei nostri docenti. Vede Ministro, la deriva progressista che ha investito la scuola italiana degli ultimi 50 anni ha trascurato valori come merito, impegno, rispetto, in favore dei falsi miti di progresso come l'uguaglianza a tutti i costi, la scorciatoia del disimpegno e la mancanza di rispetto per l'autorità. Ha fatto bene, Ministro, a intervenire su quel 9 in condotta dato agli studenti di Rovigo, perché con buona pace di pedagogisti, progressisti e docenti di sinistra, se uno studente va a scuola con una pistola d'aria compressa, spara e colpisce al voto la propria insegnante, la deride, riprende il tutto col telefono, peraltro vietato in classe, e poi continua a bullizzarla diffondendo quelle immagini sul web, non può prendere 9 in condotta. E questo con buona pace dell'autonomia scolastica, perché questo è un messaggio devastante, lo ribadisco, non ha colpito soltanto i docenti vittime delle aggressioni, ma le fondamenta dell'istituzione scuola, delle istituzioni educative. Non c'è autonomia scolastica che possa giustificare tale deriva buonista che in tal modo ha, sebbene per poco tempo, grazie al suo intervento, legittimato la violenza contro i docenti e derubricato in bravata questi atti gravissimi. Si può sbagliare, certo, ma bisogna far capire ai nostri ragazzi che devono accettare le conseguenze dei propri sbagli. Si chiama crescere e a scuola dovrebbero insegnare a fare anche questo. La Lega è al suo fianco, lo ribadisco, per la tutela e la dignità, l'autorevolezza dei nostri insegnanti. Mi onoro di aver presentato in Commissione Cultura una proposta di legge, il cui arrivo è imminente qui in Aula, che inasprisce le pene per chiunque usi violenza fisica e morale nei confronti dei lavoratori della scuola. E si attende appunto l'arrivo fra qualche giorno qui in Aula. E il messaggio anche da questa proposta di legge, oltre all'operato suo, oltre all'operato della Lega e di tutto il Governo, che rivolgiamo a tutti gli italiani, è che chi tocca un docente tocca lo Stato. Come politici abbiamo il dovere di difendere l'autorevolezza del nostro corpo docente. Come genitori abbiamo il dovere di educare i nostri figli soprattutto al rispetto. Come italiani tutti dobbiamo tornare a considerare la figura del maestro e della maestra, del professore e della professoressa come facevano i nostri genitori, con ammirazione per un ruolo prestigioso, per quello, come lo ha definito lei, che è uno dei mestieri più belli, aggiungo io, più importanti del mondo, appunto quello dei nostri insegnanti. Grazie Presidente. Grazie onorevole Sasso. Passiamo all'interrogazione 3492 presentata dai deputati Lupi ed altri, che ha ad oggetto elementi e iniziative con riferimento alla mancata assegnazione di risorse finanziarie alle scuole paritarie in relazione all'orientamento per